Via libera tra polemiche, approvato il piano paesaggistico regionale. Dopo la pausa estiva riprendono i lavori delle commissioni in Consiglio regionale. Oggi sotto la lente il piano paesaggistico varato nelle scorse settimane dall'amministrazione regionale. Francesco Rossi. Oltre 2 milioni di euro per la sperimentazione del nuovo piano paesaggistico regionale e per specifici interventi sul paesaggio, come ad esempio la ricostruzione di un bosco di pianura necessario all'ecosistema o il ripristino di muri a secco per consentire attività agricole. Stanziati dalla Regione vi si potrà accedere attraverso uno specifico bando che verrà emanato dopo l'adozione del piano discusso oggi dalla quarta commissione consigliare. Una seduta movimentata che ha espresso parere favorevole al piano paesaggistico regionale dopo che il centrodestra ha lasciato l'Aula in segno di protesta. Nei prossimi giorni la Giunta adotterà il piano in via definitiva, dopodiché partono i 60 giorni per le osservazioni da parte di cittadini ed enti locali e partirà anche la sperimentazione nei comuni che hanno aderito, tra cui Codroipo, Leuti della Carnia, del Medio Friuli e del Friuli Centrale. Si prova ad applicare il piano prima che sia approvato. Questo per fare in modo che eventuali modifiche, eventuali chiarimenti, eventuali richieste di integrazioni possano essere inserite nel corpus normativo prima dell'approvazione definitiva. Al termine della sperimentazione ottenuta alla VAS, la valutazione ambientale strategica, è richiesta l'approvazione definitiva da parte della Giunta. Critiche invece le opposizioni che hanno lamentato carenze nella documentazione fornita loro e dunque l'impossibilità di esprimere da parte loro un parere. Avremo un piano che ci permette di tutelare il paesaggio ma solo a parole e quindi noi siamo contrari a questo tipo di politica.